Cioè, poi dice la coincidenza. Entro nel pub, mi siedo nella tazza e squillo il telefono. Chiaramente il telefono era messo fuori. Cioè non l'avevo con me. Veramente dove? Nell'altra stanza c'è un grosso vaso da notte dove io ci metto tutte le mie cose, l'orologio, la catenina. Senti una cosa, però ti volevo far vedere una cosa. Vedi sta figura? E allora, questa che è? Cosa ti rappresenta? Cioè, cosa vedi quando vedi questa figura? Sì, sta figura mi ricorda onestamente la faccia di Messi, devo dire. Comunque, ritornando, squillo il telefono. Ma cioè, a un certo punto dissi, ma che fa, rispondo o non rispondo? Perché certe volte quando non è in bagno vuole stare rilassato. se vedi aspetta un minuto. Se la metti a fuoco, adesso cosa vedi? Vedi qualche altra cosa più particolare? Non lo so. Questo è un esperimento che si fa, diciamo. Sì, potesse. Sì, non potesse. è una cosa che si fa, sembra diciamo. Una farfalla, però. No, fa. E a me mi ricorda Messi. Messi. Sì, sembra fissato. Non sei fissato. Sembra Messi che sforazza nella mia casa. Addirittura, a questo punto, ognuno ha la sua Comunque, ti stavo interpretazione. Allora, senti, un'altra cosa. Ma chiaramente tu sempre prendi come esempio Messi in tutte le cose. C'è un. Stavo dicendo, la cornetta chi è? Ah, non me l'ha messa. Che voleva parlare con me di una cosa importante, riguardo il pallone d'oro. Cioè, dissi io, ma perché? Tu mi puoi chiamare anche, c'è sempre, sì. Però sei occupato, non una cosa importante da fare. Allora a un certo punto Alberto chiama, ma chi è al telefono? Cioè, e ci disse, ma aspetta Alberto, è una cosa di lavoro, non ti preoccupare, chiama Chita, lì, il Giovanni, Pinco, Paolino, Tantrazio, che sia, ma allora e mi confondo io certe volte, perché se vinci stare nel gabinetto tu richiamano il tuo telefono, io non lo so. Poi, cioè, come vedi io mi confondo facilmente. Allora Alberto fa, però rilassati, sediti un attimo e riflettici, cerca di capire come le cose che devi fare dopo, le cose che devi fare prima. Cioè, non è che puoi fare così, sei incasinato pure. Poi è come una telecronaca, che certe volte scanci i giocatori, un numero 10, un numero 8, un numero 7, poi c'è Messi. Ovunque, l'altra volta era la partita della Juventus e mi sta Messi. Cioè, c'entra. Quindi Alberto si arrabbia in queste cose, perché lui è più metodico di me, lui è preciso, cioè è una bella tabellina con tutti i giocatori, la loro storia, da quando sono nati a quando muoiono, che tutte cose. Io invece vedo Messi ovunque. Non te ne metti, diciamo, cioè fai una cosa tipo. Pure quando io. Cioè, le cosità, quando però non lo dico a nessuno, io pensando. No, meglio se non lo diciamo a nessuno. Poi forse ti faccio vedere un filmino dopo, magari. Vieni con me. Vieni con me, che ti. Ciao. Ciao.